Seconda batteria del trofeo Croce Rossa italiana, ricordiamo passano i primi 4 alla finale che si disputerà come ottava corsa, un handicap. Lo schieramento: Victory Ru 3B, Vega Etoile, Velina Jet, Zagorit, Uragano del Pino, Ric del Duomo Rossano, non corre Velesdaghi, partiti in questo momento con Velina Jet che prova a superare Vega Etoile che si difende comunque, mentre Uragano del Pino cerca posizione alla corda, non è partito come il solito Uragano del Pino che poi rimane all'esterno e quindi Vega Etoile è rientrata bene a Velina Jet, mentre in seconda posizione va Zagorit. Dalla seconda linea invece Ric del Duomo è partito alle spalle di Victory Ru 3B lento, quindi è in ultima posizione in questo momento. E il quarto iniziale in 15, il quarto iniziale in 34 dopo i primi 200 in 15,1 è costretto all'esterno dunque Uragano del Pino, che ora dovrà soltanto cercare di sperare che Vega Etoile non vada via troppo svelta per rimanere lì a contatto e cercare ancora di trovare un posto per la finale. Intanto Vega Etoile completa in 46,5 i primi 600 di gara, si trascina Velina Jet, all'esterno Uragano, a largo anche Rossano che segue direttamente le mosse di Uragano del Pino, poi alla corda Zagorit, ha mosso anche Ric del Duomo che copre Victory Ru 3B, 1,1,6, il passaggio agli 800 con andatura che si mantiene comunque abbastanza costante dopo un quarto in 32, un 31,2 ed ora c'è Rossano che viene via in terza ruota per rilevare all'esterno Uragano del Pino, superarlo in poche battute e cercare l'aggancio con i primi. Ora raggiunge in seconda posizione Velina Jet, intanto Vega Etoile in vantaggio al paletto dei 400 finali, il parziale in 14,8, Vega Etoile leader, in seconda posizione all'esterno Rossano seguito da Ric del Duomo, poi alla corda Velina Jet, completamento della curva finale. Siamo ai 200 conclusivi con Vega Etoile che ha sparato ancora un 15, Velina Jet in scia, Rossano all'esterno, ultimi 100 metri di gara con Vega Etoile che controlla. Vega Etoile viene a vincere con Filippo Monti, secondo posto per Velina Jet, al terzo Rossano, al quarto Ric del Duomo. 1,15,9 il ragguaglio conclusivo, 29,7 a chiudere. Corsa in controllo per Vega Etoile che ha allungato soltanto gli ultimi 200 metri di gara, staccando il resto dei concorrenti. Corre bene comunque Velina Jet nella scia, corre bene Rossano che coglie la terza piazza davanti a Ric del Duomo quarto. Sono questi i 4 che approdano alla finale e si aggiungono ai 4 della prima batteria, ma intanto suona la sirena, quindi tutto in sospeso, aspettiamo l'arrivo ufficiale. Attenzione, la giuria. Attenzione alla giuria, prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.